Ora è tenere. Scuretta vedo. E pensare che la chiamavano il pianeta azzurro. Ma quando che c'erano i mari, gli oceani, E che se ancora se per quello. De plastica però. oh, l'acqua, Sparita. l'aria. Ma con 3 domeniche ecologiche all'anno, ma cosa ti volevi fare? Diciamo che abbiamo un fiastra strada, dai. Ti avevi bisogno di comprare una roba, anche avessi in casa. Ti usavi l'auto. In inverno, riscaldamento a manetta. D'estate, aria condizionata a go-go. Io c'è in pisciata dalla mattina alla sera. Oh, te veniva voglia di comprarti una maglietta in Australia. Via, ordina online, che tanto te la porta il corriere. Oh, che poi una maglietta così, imbaiata con 7 fogli di nylon, poi stirolo, scatole di cartone. Dopo ti dicevi, non mi piace, pum, butti via, tanto per 7,90 € e ti ne ordini un'altra. Oh, e pere dal Cile, e ciliegie dalla Polonia. Fragole tutto l'anno. E dopo che il Fantuin che vendeva la frutta di stagione vicino di casa, che toccava serrar bottega. Che stupidi che siamo stai. Bastava fermarsi un attimo prima. In fin dei conti già eravamo ancora in tempo. Anche perché, oh, se avremo anche a salvare qua, su è una. Ma insomma, non c'era meglio prima? Alla qualche roba, A proposito, cosa ti dà da mangiare? Carbonara. Buona! Fammi cercare. Oh, e ti? E ti se passa adesso, che ha detto che sta bene e che ti saluta. Ah, c'era io, quindi che ho visto passare in bicicletta. Cioè, non ho capito. No, e ti è da mangiare, cosa che ti Ah, mi oggi go seppe in nero poi poenta. Buone! Ah, ascolta, sarà anche bestie sedie, ma perché non mette dei panchine? Bisogna fare richiesta a quelli del comune. Capito? Comune. Comune. L'impronta ecologica mette a confronto i nostri consumi con le risorse disponibili sulla Terra e la produzione di anidride carbonica. Pertanto i comportamenti necessari a ridurre l'impatto riguardano tutta la nostra vita. Dobbiamo fare la raccolta differenziata e non abbandonare i rifiuti. Preferire prodotti con pochi imballaggi. Non sprecare cibo o gettare gli avanzi. Usare detergenti ecologici e non inquinanti. Meno carta e più digitale. Evitare di sprecare l'acqua. Ma tu sai quanta acqua ci vuole per fare 1 chilo di carne? 15.400 litri! E un smartphone che ogni 6 mesi lo cambiamo è 908 litri. Sì. E un caffè? 132 litri. A proposito, un liscio macchiato, grazie. Ma ora c'era tutto un sogno. E fatto insieme anche, praticamente un incubo. Mia T, su è una. E invece a te esiste ancora. Sì, che avevo ancora tempo. Basta solo cambiare mentalità, un po' di abitudini e salvarsi ancora possibile. Ma chi sei? Boh. Un attimo, arrivo! Ancora. Ah, ho capito. Questo è il corriere. Perfetto! Oh, questo è il momento giusto per dimostrare questo cambiamento di mentalità. Oh, è il pacco, mandi in drio. Ma cosa mando in drio? Se è l'ultimo modello di smartphone, me lo sono fatto arrivare direttamente da Cina. Ma che avevo appena detto, cambiamo abitudini, salvarsi è ancora possibile. Ho capito, ma fammi finire a frase. Da lunedì. Se comincia da lunedì. Anzi, adesso scrivo sul calendario. Da lunedì ridurre l'impatto ecologico. Oh, non che c'è speranza.